Buonasera amici telespettatori e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone, Miso Veneto. Ecco, oggi parleremo di sanità in Veneto, che è un argomento molto interessante. Hanno le pagine, i giornali, l'opinione pubblica è rimasta interessata nel nuovo piano regionale sociosanitario. Ne parliamo subito, gli argomenti: nuovo piano sanitario Veneto, le criticità, le valuteremo assieme. Declassamento degli ospedali, cosa accadrà? Proposte per un piano sanitario migliore. Ecco, siccome l'argomento è molto interessante, direi subito di presentare gli ospiti. Abbiamo qui con noi il dottor Cosimo Guerra, che è il vice segretario provinciale di Padova della Federazione Italiana dei Medici Generici. Buonasera, dottore. Buonasera. Poi abbiamo Claudio Sinigaglia, che è consigliere regionale Veneto del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Buonasera, dottore. Fabrizio Borrone, che invece è presidente della Commissione Sanità della Regione Veneto della Lega. Buonasera a tutti voi. Buonasera. L'avvocato Monica Sambo, che è invece capogruppo e consigliera comunale del Partito Democratico Venezia. Buonasera a tutti. Buonasera. Andrea Carraro, che è il nostro esperto del settore sanitario di Mestrino, provincia di Padova. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. La dottoressa Letizia Ingrosso, che è la direttrice del Centro Medico Serena di Padova, quindi così sentiremo, dottoressa, la voce diretta. Buonasera e grazie dell'invito. Quindi diciamo, non solo la teoria ma anche la pratica. Ecco, allora, dottor Borrone, volevo chiedere, diciamo, cominciamo subito a entrare nel vivo, no? Cerchiamo di fare un excursus di com'era la sanità prima di qualche anno fa e come siamo arrivati ora a questo piano regionale, perché secondo il mio punto di vista per una più omogenea e attenta valutazione bisogna cercare di capire sempre un po' com'era la situazione prima, perché è un po' facile criticare la situazione di oggi. Quindi torniamo indietro prima del 2007, quando c'erano sui giornali ci sono scritte le famose frasi: ogni USL corrispondeva ad un'area, diciamo, come dire, di una circoscrizione elettorale. Ecco, quindi come si è poi evoluta? Cosa siete riusciti a fare? Beh, esattamente fu il mio inizio della discussione all'interno del Consiglio regionale con il nuovo piano sociosanitario, quando dissi che era finito, no, l'epoca di disegnare le ULSS a collegio elettorale, ma bisognava disegnare le ULSS in ambito organizzativo, in ambito sanitario, perché poi alla fine il risultato deve essere sempre quello di dare il miglior servizio possibile ai cittadini. Siamo partiti molti anni fa, c'erano più di 30 di ULSS, poi portate a 21 e con il nuovo piano sociosanitario sono state portate a 9 sulla base di un ambito provinciale, organizzativo provinciale, al di fuori di quello che è Vicenza e Venezia, per due specificità, ovvero l'Alta Vicentina, quindi la parte pedemontana che arriva fino ad Asiago, e la parte del Veneto orientale che è divisa da Venezia per un fattore più che altro di grande presenza turistica del litorale, che ovviamente avrebbe messo in difficoltà altrimenti un'ULSS unica. È una trasformazione che deve portare a una razionalizzazione. Il concetto è quello di razionalizzare il sistema sanitario nell'ambito della sua gestione amministrativa, della gestione burocratica, per riuscire ad avere economie di scala da investire in ambito sanitario. Tutti sappiamo quali sono le restrizioni che la finanza pubblica e anche ovviamente in campo sanitario ha posto negli ultimi 10 anni. Un continuo abbassamento del riparto, della distribuzione delle risorse alle regioni sull'ambito sanitario, che ha portato delle grosse difficoltà molte regioni. Il Veneto fin da subito si è posto nella condizione di dire: bene, se questo è il viatico, se questa è la situazione, noi sempre per ovviamente essere riconosciuti come sanità di eccellenza deve trovare le risorse necessarie nel proprio bilancio, al proprio interno, razionalizzando, trovando le sinergie di scala da poter investire. Ed è questa la trasformazione che è arrivata fino ad oggi, che abbiamo portato a 9 ULSS, riuscendo a creare anche io dico volgarmente, in termini quasi economici, una holding, no? Di quello che è la gestione sanitaria e soprattutto in campo amministrativo e degli acquisti, che è azienda zero, che portando ed accentrando e riuscendo a fare gare e gestione accentrata del sistema di acquisti, del sistema anche di amministrazione, ha prodotto diverse possibilità di risparmio economico da poi investire
nell'ambito sanitario. Pensiamo solo, e l'abbiamo chiuso pochi mesi fa, quello che è il rendiconto del bilancio di Azienda Zero, dove sono stati circa 90 milioni di residuo in Azienda Zero, che hanno portato a coperture di deficit delle ULSS quando si trovano in difficoltà, ma in parte importante ha portato dei grossi investimenti. Pensiamo all'ultima acquisizione gli ultimi macchinari che sono stati comprati. Ormai abbiamo ogni hub regionale che ha ad esempio un robot chirurgico che è il Da Vinci, che costa diversi milioni di euro. Sono stati fatti acquisizioni di risonanze, di ecografi di ultima generazione in 4D. Ecco, tutto questo ha un costo e per riuscire ad investire, perché oggi la sanità di oggi e del futuro è fatta da una parte di tecnologia, bisogna sempre investire in tecnologia, e dall'altra parte di professionisti che bisogna trattenere ovviamente sull'ambito pubblico, riuscendo a dargli le strutture e i macchinari di ultima generazione. Purtroppo rimane ancora quel percorso che è nell'ambito della possibilità di trattenere i professionisti con un giusto riconoscimento economico, ma quello è un tema di ambito nazionale che comunque si sta discutendo. Si sta discutendo in maniera forte, avendo anche il sottosegretario oggi alla sanità, che è stato assessore alla sanità in Regione Veneto fino a pochi mesi fa. Quindi questo possibile colloquio diretto sta mettendo in campo uno già fatto, che è quello dello sblocco delle assunzioni, e dall'altra parte si sta procedendo su quello che riguarda la possibilità di liberare risorse per permettere più borse di studio, perché c'è la necessità di formare più medici, e magari arrivare al punto, che è un tema all'interno dell'autonomia anche, della possibilità di contrattazione locale per poter dare ovviamente un riconoscimento economico maggiore, altrimenti abbiamo la cosiddetta fuga dei medici verso il privato e verso l'estero. Ecco, questo è in sintesi il processo che sta avvenendo, sul quale la Regione adesso, oggi ci sono state delle audizioni in commissione, ma si procederà nelle prossime settimane per l'approvazione delle schede ospedaliere, e dopo il piano sociosanitario è il dettaglio tecnico e preciso su cosa all'interno di ogni ospedale si mette come posti letto e come figure apicali di reparto. Però Boron, effettivamente dopo la fuga di notizie, la notizia che appunto del piano regionale, effettivamente c'è stata una lancia in resta a comuni che si sono affrettati a mobilitare masse, no, togliamoci, come ci tolgono l'ospedale qua, ci tolgono l'ospedale là. Che cosa, secondo, cioè, ve l'aspettavate questo, fra virgolette, dissenso rispetto a certi argomenti, perché i giornali ne hanno parlato per giorni e giorni? Cioè, guardi, c'è una cosa da chiarire, in particolar modo, che mi sono dimenticato di dire prima, ma il tema che ha annunciato lei adesso lo può riprendere, che è quello che è intervenuto nel 2015. Nel 2015 è intervenuto un decreto ministeriale che si chiama numero 70, che impone delle regole sul quale qualsiasi regione si deve adattare. Regole per quanto riguarda il numero di posti letto in base al numero di abitanti, il numero della apicalità in base al numero di abitanti. Ogni reparto che viene attivato ogni anno viene controllato nella sua performance, perché possa essere ovviamente possa continuare ad essere aperto, altrimenti ti impongono la chiusura. Ecco, questo è il percorso che è stato fatto. Quando si parla di confronto delle nuove schede ospedaliere con le vecchie schede ospedaliere, non si può guardare il confronto del 2013. Questo è l'errore che si sta facendo e per il quale portano molti a diciamo, alzare un po' i toni su cose che poi non sono reali. Perché le schede vere, quelle attuali, quelle in funzione, quelle che oggi sono in atto negli ospedali veneti, sono quelle del 2015, ovvero quelle del 2013, aggiornate con una delibera del 2016 che ha ripreso il decreto ministeriale 70. E se andiamo a vedere nella globalità del sistema non ci sono perdite di apicalità, non ci sono perdite di posti letto, ci sono aggiustamenti secondo il DM 70, e quello che viene considerato in alcuni casi come declassamento non è un declassamento, ma è una riclassificazione sulla base del decreto ministeriale 70, che dice semplicemente che gli ospedali vanno classificati in primo, secondo e terzo livello, mettiamolo semplicemente, sulla base del bacino di abitanti.
primo livello va da 80 a 150.000 abitanti, il secondo fino a 300.000 e l'hub, il terzo livello, va da 600.000 abitanti in su. Quindi se un ospedale è situato in un'area geografica dove ha un bacino di utenza di 80, 90, 100.000 abitanti, fino a 150.000 abitanti, è un ospedale di base, un ospedale di primo livello. Oltre è un ospedale SPOC, oltre i 600.000 abitanti diventa un hub di riferimento. Questo lo impone il decreto ministeriale. Ecco, però in effetti, Sinigallia, voi avete un po', come Partito Democratico, un po' cavalcato l'onda di questo dissenso, cioè forse evidentemente il piano regionale, così come l'ha spiegato Boron, non è stato poi effettivamente, c'è stata un po' la maniera di spiegarlo anche a livello tecnico. Voi siete stati poi portavoci della protesta a Venezia, cioè eravate lì che insomma avete un po' raccolto la folla. Più che raccolto la folla, abbiamo dato voce a tante istanze che stanno criticando questa applicazione del piano sociosanitario che non ha ancora individuato la tipologia giusta di risposta da dare al cittadino che è preoccupato per la propria salute e vorrebbe trovare un pronto soccorso all'altezza, vorrebbe trovare una chirurgia all'altezza, vorrebbe trovare una medicina che appunto è in grado di prendersi carico, soprattutto nei momenti dell'emergenza urgenza. Allora sono andato a Belluno e c'è la protesta perché ci sono delle zone di montagna che fanno fatica ad arrivare a Belluno. A partire da Santo Stefano di Cadore, arrivare a Belluno è mica semplice se devi partorire, se hai un ictus, se hai un infarto, no? E quindi bisogna predisporre tutti gli strumenti per tranquillizzare la gente, ma non tranquillizzarla per far finta di tranquillizzarla, ma per dire c'è sicurezza dove stai abitando, perché puoi raggiungere l'ospedale all'interno dei minuti che ti consentono di salvarti, di partorire con tranquillità. Se hai uno stacco della placenta arrivi in un termine tale per cui non perdi il bambino. Queste sono le istanze che stanno preoccupando la cittadinanza e che con il lavoro all'interno delle schede per forza di cose devono essere non solo prese in considerazione, ma alle quali bisogna dare una risposta. Venezia è successa la stessa cosa, perché Venezia, l'ospedale civile è declassato, ma declassato vuol dire anche, perché non c'è solo il problema del numero di abitanti di riferimento. Quando tu classifichi un ospedale non più SPOC, ma un ospedale di base, vuol dire che dovrebbe avere pronto soccorso, chirurgia generale e poco altro. Cioè avere i minimi requisiti per definirsi ospedale. È chiaro che questo non può stare all'interno di un ospedale come quell'ospedale di Venezia, deve avere, perché è un ospedale di tipo internazionale, quanta gente arriva a Venezia, no? È di riferimento per gli abitanti, ma non possiamo misurare gli abitanti di Venezia e dire allora lì c'è un ospedale di base. Dobbiamo misurare gli abitanti e i milioni di turisti che arrivano quotidianamente, perché dopo dobbiamo fare i conti con questo. E questa è la risposta che non viene data con certezza in questo momento. Ci sono tanti altri problemi che stanno emergendo, perché nella riclassificazione poi ci sono alcune scelte per cui urologia va da una parte, neurologia va dall'altra, si tende a riorganizzare il tessuto ospedaliero, però ecco, questi sono anche tecnicismi. Che cosa è cambiato? Visto che lei prima chiedeva che cosa è cambiato negli anni, è cambiata anche la tipologia del paziente. Guardate che adesso dobbiamo farci carico della cronicità, cioè della gente che è invecchiata, ha superato i 65 anni, e questo è il grande tema che abbiamo di fronte, della presa in carico tra ospedale e territorio, perché anche il ricovero ospedaliero è improprio e deve essere appropriato. Il risparmio è anche quando il ricovero è appropriato. Un'ultima cosa. Quindi c'è tutto il tema delle case di riposo, ad esempio, che hanno un costo proibitivo per le famiglie. Anche questa è una delle proteste che stiamo portando avanti e che non vede una riforma che la Regione Veneto doveva fare dal 2001, siamo arrivati al 2019, non è stata ancora fatta la riforma delle case di riposo. Quindi le famiglie pagano 1.800 euro al mese di media per inserire un anziano, un proprio caro, all'interno della casa di riposo. Questo è un'assurdità. Ultima cosa, il DM70 a cui faceva riferimento prima Fabrizio Boron è un decreto ministeriale, ma è stato approvato perché le regioni, nella conferenza Stato-Regioni, hanno dato l'ok all'intesa. È un decreto ministeriale che ha bisogno dell'intesa delle regioni, e le regioni
se devono raggiungere l'intesa, devono essere votare tutte all'unanimità. Chi era il coordinatore delle regioni nel 2015, quando è stato approvato il DM70, era il Veneto. Quindi è un decreto ministeriale, ma non stiamo a dare la colpa a Roma, è stata un'intesa con le regioni e a capo delle regioni c'era il Veneto. Bene, sindicati, allora grazie. Allora sicuramente parleremo di un aspetto importante con la Sammo, vediamo dopo qualche filmato mi hanno mandato dei cittadini di Venezia, e poi ovviamente con Andrea Carraro parliamo del discorso dell'età media che aumenta, delle problematiche legate all'assistenza agli anziani. La pubblicità, rimanete incollati al televisore. Grazie. A Milano Ottica Vittoria, centro contattologia. Occhiali e prodotti delle migliori marche. Garantiamo un risparmio fino a metà prezzo. Lenti da vista. Una lente la regaliamo noi. Bene, abbiamo visto lo spot ultimo di Exo e anche dei nostri partner. Bene, avvocato Monica Sammo, lei che diciamo che è capogruppo del PD a Venezia, quindi ha respirato proprio direttamente la protesta, ci ha avuto modo di sentire. Ecco, mentre pensavo un po', chiedo a Marco di mandare questo piccolo contributo video che proprio manifesta un po' quel... Questo è quello che succede quando una città si è rotto e bae di subire angherie. Questo è quello che succede. Bisogna essere sempre così, figli miei, così solo salviamo Venezia. Solo così. Allora, e neanche in fondo se che non fa. Ecco, lo salutiamo, ringraziamo il nostro Frank Dus, il nostro amico.
Avvocato, allora in sostanza, poi magari chiedo a Marco mentre parla l'avvocato di mandare avanti un po' di foto. Sì, saluto anche io Frank Duse per il contributo, conosco anche io bene. Benissimo. Che cosa avete percepito? Cioè la popolazione cosa vi ha chiesto? Sì, beh, innanzitutto quel video è parziale, nel senso che poi sono arrivate ancora più persone perché eravamo là in campo insieme ai nostri cittadini, insomma. E la questione è che una città appunto speciale come Venezia, anzi direi unica al mondo, era stato previsto appunto dalle nuove schede un declassamento dello stesso ospedale e questo declassamento non aveva tenuto in considerazione assolutamente non solo la specificità del territorio, pensiamo che ci sono isole, quindi devono raggiungere insomma l'ospedale attraverso l'idroambulanza e non l'autoambulanza e ovviamente quindi ci dovrebbe essere eventualmente un trasporto a Mestre, quindi con utilizzo prima dell'idroambulanza e poi dell'autoambulanza, quindi veramente una difficoltà non solo per i residenti proprio della città antica ma anche di tutte le isole che sono ancora più in difficoltà. Abbiamo insomma segnalato questa cosa in Consiglio Comunale, la cittadinanza ovviamente ha assolutamente avuto un contributo fondamentale perché bisogna considerare appunto che a Venezia non ci sono solo i residenti appunto che purtroppo continuano a diminuire, quindi c'è una diminuzione ecco, degli stessi residenti, ma ci sono migliaia di lavoratori che ogni giorno e lavoratrici che ogni giorno vengono nella nostra città anche pur non essendo residenti. E poi ci sono ovviamente i milioni di turisti, all'incirca sono quantificati in 30 milioni di turisti l'anno che ovviamente devono poter avere un servizio. Ma questione veramente ancora più importante è che nel momento in cui si tolgono servizi essenziali, io ricordo solo qualche anno fa una battaglia sempre fatta contro la regione per la possibilità di chiusura del punto nascite, battaglia vinta, quindi il punto nascite è rimasto a Venezia, ma anche in quel caso non si considerava la specificità del territorio, anche perché togliere appunto servizi così importanti, fondamentali, ospedali, scuole, insomma sono quelli principali che devono rimanere all'interno di una città per garantire che sia veramente una città, vuol dire aumentare lo spopolamento e diminuire ancora di più la residenza. Quindi su questo abbiamo fatto una battaglia, per fortuna accolta, devo dire, da tutto il Consiglio Comunale, sia qualche anno fa sul punto nascite, sia quest'anno, appunto qualche settimana fa, sul declassamento dell'ospedale. Oggi è stato dichiarato che non ci sarà questo declassamento, noi aspettiamo gli atti perché insomma è qualche settimana che viene dichiarato, attendiamo che effettivamente questo ospedale insomma, non verrà declassato. Vorrei però ricordare anche come consigliera metropolitana che oltre ovviamente all'unicità insomma in qualche modo devo dire giochiamo facile, nel senso che ovviamente la mediaticità di una città come Venezia fa sì che comunque qualcosa si muove in qualche modo, per fortuna, perché almeno questo ci rimane. Dall'altra però ci sono altrettanti ospedali, penso a quello di Chioggia che da quanto appunto si apprende dai giornali perderà all'incirca 50 posti letto, o quelli anche di Dolo e Milano che nel complessivo perderanno 150 posti letto. Difendiamo insomma anche assolutamente anche questi ospedali, è essenziale insomma che non avvenga questo declassamento e che invece ci sia un investimento effettivo nei territori. Penso a Chioggia dove per raggiungere l'ospedale di Mestre sono 50 km lungo la Romea, insomma, quindi oltre a Venezia che speriamo sia definitiva questa scelta, ma noi attendiamo sempre gli atti, anche perché inizialmente non era stata questa la risposta della regione e speriamo insomma che questo avvenga anche per altri ospedali. Quindi sempre un po' più pericoloso ammalarsi. Andrea Carraro di Senigallia prima ha detto c'è comunque il problema delle strutture case di riposo che diventano eccessivamente costose, ma le famiglie venete sono abituate a questo, cioè sono preparate a questo passaggio, questo aumento dell'età media, penso che ormai ci stiamo avvicinando, si sa che nei prossimi 10 anni gli over 60 saranno... Sì, allora ne abbiamo parlato sull'andamento dell'età media in crescita è sicura. A livello di strutture sì, le famiglie sono in alcuni casi obbligate a rivolgersi a una casa di riposo, però l'investimento nella parte domiciliare credo sia l'investimento migliore. Io credo che l'anziano tenuto a domicilio e quindi non investire solo sulle case di riposo, ma come si sta facendo invece investire anche a domicilio, sia la cosa migliore, l'anziano a casa, l'anziano con i parenti, l'anziano con i suoi familiari. Quindi io credo che la Regione Veneto sia sicuramente
pronta ad affrontare il problema, recenti sblocchi sia a livello di assunzione di personale, sia con nuovi concorsi e anche con nuove aperture sui numeri chiusi universitari. Però non andiamo solo verso, come ha detto Sinigallia, le strutture di case di riposo, case di accoglienza, ma secondo me la cosa migliore è restare a casa, restare a domicilio, ovviamente con non tutti i pazienti possono, ovviamente, perché ci sono casi particolari dove l'ospedalizzazione è obbligatoria. Mi permetto però di aggiungere qualcosa. Non sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto Sinigallia. Io credo che centralizzare un paziente su un ospedale hub, quindi su un ospedale specialistico che può essere per lo stroke, quindi per l'ictus, che può essere per l'IMA, quindi in caso di infarto miocardico, qui in pianura ma anche in montagna crei qualità. Pensate, se un ospedale piccolo cura un paziente colpito da ictus ogni 10 giorni, quale può essere l'esperienza sicuramente magari preparata, data da corsi, formazione e quello che può girarci attorno di un medico e del personale che lavora là, a differenza invece di un ospedale come magari può essere uno di pianura, un hub di riferimento che ne gestisce 4, 5, 6 al giorno. Quindi il lavoro che c'è dietro di tutto il sistema di urgenza e emergenza, che in questo momento è assolutamente efficace nel portare il paziente entro la golden hour o entro le 3 ore in caso di stroke, nel lab di riferimento io credo che vada verso una specializzazione e una efficacia nel trattamento del paziente sicuramente migliore che avere 100 ospedali che fanno quello stesso trattamento. Bene, sì, sono d'accordo con lei, effettivamente le famiglie devono anche riscoprire i rapporti con i propri anziani. Del resto lo Stato vuole che noi cittadini campiamo 100 anni, così continuiamo a pagare le tasse, e anche le multinazionali vogliono, vabbè, lo dico in battuta, però anche le multinazionali farmaceutiche ci vorrebbero, diciamo, somministrate di farmaci fino a 100 anni, ma a parte la battuta sicuramente avere il calore della famiglia, quindi penso che sia... Un ritorno un po' al passato dove la famiglia accudiva l'anziano fino nell'età avanzata, quando non era più un anziano attivo. Esatto, c'è stato il boom delle case di riposo, però effettivamente bisogna riscoprire, trovando gli appoggi giusti organizzativi, riscoprire, tenere gli anziani in casa, che comunque, lo ricordiamo, sono un valore perché hanno esperienza, riscoprono certi valori anche con i nipoti, quindi è giusto anche dargli lo quando spazio. non riesci più a tenerli a casa perché c'è un aggravamento della situazione. Gli ospiti delle case di riposo adesso per il 45% sono purtroppo legati a demenze, e quindi la realtà delle case di riposo è una situazione di non autosufficienza per il 99% dei casi, insomma, quindi è la gravità della situazione. Concordo anch'io col fatto che finché si può tenerli a casa ci sia l'ampliamento dell'assistenza domiciliare e si debba tenere a casa, però a un certo momento la sanitarizzazione richiesta a un livello tale per cui sei quasi costretto a portarli in casa di riposo, insomma. Certo, dottoressa Ingrosso, allora lei rappresenta, poi io l'ho invitata, grazie di essere qui con noi, in quanto lei è responsabile di un centro medico privato. Io vorrei sapere, ma questa sanità funziona? Non è un centro medico privato, ma è un centro medico pubblico a gestione privata. Ci racconti un po', ed è ben diverso. Funziona la sanità in Veneto? Funziona, io lo vorrei chiedere a tutti i telespettatori che sono a casa, che invito a chiamare qui e ora, non domani, e a dire se funziona la sanità, che cosa trovano che non va. E oggi sono stata in un presidio, comunque ospedaliero, dove c'era scritto: aiuta la regione a migliorare, mettici le tue impressioni, i tuoi spunti di miglioramento. Mi piacerebbe tanto entrare dentro quell'urna e leggere esattamente che cosa c'è scritto, perché purtroppo noi tocchiamo con mano tutte le realtà, come le tocca penso il dottor Guerra, perché lavoriamo anche con i numeri, perché dobbiamo fare comunque quadrare il bilancio, però soprattutto lavoriamo con la signora Maria, il signor Piero, la signora Pina, che sta in casa e che deve prenotarsi determinate visite e che deve fare e che lei è malata e ha bisogno di aiuto.
È ben diverso questo. Allora io posso avere il super robot, posso fare le cose più belle di questa terra, ma quando io chiedo di essere operata perché ho un problema serio che potrebbe essere invalidante e devo aspettare, ti dicono c'è una lista d'attesa molto lunga. Quanto devo aspettare? Ma guardi, superiore ai 2 anni. Adesso rispondetemi voi. Io ho una patologia in atto e per me potrebbe essere anche particolarmente invalidante. Continuando a reiterare quella cosa lì potrei aggravarmi. Ma non c'è problema. Chiami il CUP e siamo sicuri che al CUP ti rispondano e ti diano esattamente la risposta che volevi sentirti dire. Hanno creato le classi di priorità. Allora il medico è liberamente costretto a mettere la classe di priorità perché entro quella classe di priorità dovrebbero trattarti. Ma tu sei trattato in quella classe di priorità? No. Sfido il telespettatore, ti dicono che le liste non sono ancora aperte, che devi richiamare, che entro i 10 giorni non ci riescono. E allora si sono anche inventati il fatto di dire se non sei servito entro la tua classe di priorità puoi accedere al livello privato e paghi come ticket. Così è uscito su tutti i giornali. Però questo è quello che ci riportano anche i pazienti che poi vanno e non hanno questo risultato. Invito i pazienti che sono a casa, le persone che sono a casa, che sono in questa difficoltà a telefonare, perché se a noi lo dicono non è possibile che non lo vengano a dire qui. Altra cosa che a me dispiace, mi tocca il cuore, sono 2 le cose. La sanità pubblica e gestione privata, lo dicono gli stessi amministratori regionali, è un qualcosa che supporta in maniera importante la sanità, soprattutto nel Veneto, la sanità globale. Però io sono stata anche vicepresidente del comitato di crisi della sanità del Veneto, dove abbiamo fatto delle lotte intestine perché ci veniva completamente tagliato il budget. E adesso vengo a sapere che vogliono declassare un'eccellenza, secondo il mio punto di vista, che è la casa di cura di Abano Terme. È un territorio termale, ha una montagna di pazienti che provengono da tutto il mondo, che vengono per le terme. Ricordiamoci che le proprietà del fango, del termale di Abano Terme, le proprietà organolettiche la rendono la prima in Europa e sicuramente io che molto spesso mi sono trovata nel pronto soccorso per motivi X, ci siamo imbattuti su infarti, su problematiche ischemie e via dicendo, di persone che non erano italiane, che erano straniere, di varie, e sono sempre stati serviti con la massima professionalità. L'ospedale risponde ad esempio a tutto quello che è l'accreditamento regionale, eppure lo declassano. Io chiedo al dottor Boron di dare una risposta. Nei giornali dicevano che lui aveva detto che essendo un ospedale sempre pubblico a gestione privata era meglio portare tutto nella gestione completamente pubblica. Io non so se sia vero, perché molto spesso bisogna sempre un po' così capire dove sta la realtà di quello che ti viene riportato, però ce l'abbiamo qui, è in carne e ossa, quindi penso che una risposta la possa dare a tutti i cittadini aponensi che in questo momento sicuramente non vedono la cosa in maniera così felice. Altra cosa che a me preoccupa tantissimo. Aspetti, dottoressa, diamo la possibilità a Boron di rispondere. Se no ne avevo altri 200 di... No, diamo la possibilità a Boron se ha piacere di rispondere. Se poi si può parlare, dopo vorrei dire qualcosa anch'io. Certo, però visto che è stato chiamato in causa il Presidente Boron. Parto velocissimamente per dire, parto da Sinigaglia perché sennò non si capisce poi quello che si è detto dopo. Sì, è vero che il decreto, il DM70, è stato con un'intesa con le regioni, è la delega della sanità e funziona così, ma è anche vero che quando si parla in conferenza delle regioni poi c'è un voto di maggioranza e la maggioranza delle regioni non erano sicuramente della Lega. L'intesa non è sull'unanimità, c'è un DM70 che lo fa un governo e c'è un'intesa che viene raggiunta all'interno di una conferenza regioni che è fatta di una maggioranza. Ovvio che dopo alla fine devi trovare l'intesa, devi cedere da una parte o acquisisci l'altra, ma c'è sempre un rapporto di forza, lo sai benissimo come funziona.
Detto questo, sono stati stabiliti delle linee che sono dei parametri nazionali che non fanno solo riferimento alla classificazione ospedale, ma fanno riferimento ai posti letto, fanno riferimento anche a molte altre cose, e non è giusto dire, perché bisogna anche dirlo, non è giusto dire che noi abbiamo fatto la battaglia contro la Regione perché voleva chiuderci il punto nascite, perché quel DM 70 nel quale è stato deciso all'unanimità, come ha detto Senigallia, dove la maggioranza delle regioni erano del PD, è stato stabilito che se non fai 500 parti il punto nascita viene chiuso, giusto? Bene, e siccome i 500 parti non li faceva né Venezia, né Piove di Sacco, né Valdagno, né Asiago e altri punti nascita, è stato, per una parte è stata riconosciuta la specificità e quindi salvaguardato, per l'altra parte la Regione Veneto non li ha mai chiusi, ponendo sul tavolo della trattativa e del confronto con il governo a Roma il fatto di poter derogare. Siamo arrivati all'attuale governo sul quale la trattativa sembra che vada in porto e pertanto non vengono chiusi nemmeno gli altri, quelli fuori specificità come punti nascita, perché se no, se diciamo sì, ma gli altri no, però gli altri punti nascita, quelli della specificità erano già stati salvaguardati. C'è stato un primo accordo, salvaguardati quelli della specificità, quelli della non specificità per il quale il DM70 imponeva la chiusura, ne erano rimasti 3, adesso vengono salvaguardati anche quelli sull'accordo con il governo, perché dire che facciamo la battaglia contro la Regione perché vuol chiudere i punti nascita, si dice una cosa non vera, punto primo. Punto secondo, bisognerebbe aver spiegato anche alle persone che sono andate in piazza a dire che la classificazione dell'ospedale di primo, secondo, terzo livello non aveva comportato, in quel caso di Venezia al primo livello, declassamenti né di apicalità e né di posti letto, perché altrimenti si dice, perché se io vado alla gente a dire ci vogliono chiudere l'ospedale, ci vogliono chiudere il pronto soccorso, ci vogliono levare le apicalità, ci tagliano i posti letto, si dice una cosa non vera. Poi ovvio che vengono in 2000, però se a quel punto là si fosse detto ma guarda caso, i reparti che c'erano prima ci sono oggi, i posti letto ci sono prima, ci sono oggi, tanto che la specificità veniva già riconosciuta sulle schede, perché sono lì, sono atti pubblici, e quindi chiunque le può vedere, vengono riconosciuti oltre 320 posti letto, per il quale è un numero superiore ai 3 ogni 1000 che lo Stato conferisce. E questa è l'ultima cosa. Poi si passa ad Abano. Io non so cosa le possono aver detto, ma io parlo per bocca mia, non per bocca degli altri, e sicuramente non so cosa hanno scritto sulla stampa di cose che io magari non ho detto, perché io quello che lei ha detto sul fatto che io avrei detto che tutto deve andare al pubblico è qualcosa, non so se c'è qualche mio omonimo che parla per il mio contesto. Io ho detto solo una cosa molto semplice, che il contesto di Abano non perde forza all'ospedale perché il pronto soccorso è scritto nelle schede, i reparti sono scritti nelle schede, i posti letto sono scritti nelle schede, sono lì, atti pubblici, la diatriba e ovviamente quello che è stata la contestazione è passata su una chiusura di pronto soccorso, si è dichiarato questo pubblicamente, che chiude il pronto soccorso. Dovete dirmi dove c'è scritto che si chiude il pronto soccorso. Quando me lo dimostrate in maniera precisa, allora io posso convenire con voi, ma siccome non c'è dimostrato da nessuna parte, perché le schede riportano il pronto soccorso come mantenimento, il dato effettivo che io ho riscontrato è, non per bocca mia ma per bocca della proprietà della casa di cura, che è stata la prima a dichiararlo, che la classificazione diversa avrebbe comportato 1,5 milioni di euro di spese in più per tassazione. Non l'ho detto io, e io ho detto che se il tema è questo, non è da andare a dire alla gente che chiude l'ospedale, che chiude il pronto soccorso, ma è da dire c'è un problema economico per il quale mi siedo in regione sugli ovviamente gli ambiti regionali, che sono quelli dell'area sanità competenti, per discutere di questo problema. Ma andare a dire alle persone, ai cittadini, che chiude il pronto soccorso si fa, prima di tutto, male ai cittadini perché si dice una cosa non vera. E seconda cosa, si fa un atto ovviamente non, diciamo, si potrebbe dire anche non lecito, perché si sta facendo una comunicazione falsa. Bene. Quindi sulle cose vere e reali, sugli atti pubblici io rispondo e ne discutiamo. Sulle invenzioni di stampo politico rispondo politicamente, ovviamente. Dottore, a lei questa volta la parola.
I medici cosa ne pensano di questa? Chiedo la par condicio, perché mi sembra che qua le posizioni sono abbastanza squilibrate. Guardi che sono 3 del PD, non so. No, perché Io sono da solo, Bene. Non sto parlando di faccelo a neutrale, sono vestita di verde, ma faccio Dottor Guerra, prego. Dottor Guerra, prego. Dottor Guerra, prego. Io non può altro. Insomma, non c'entra niente. Io parlo di... È caduto il microfono. Non c'entra niente. Parlo come medico di famiglia, quindi direi insomma che se ritorniamo al piano sociosanitario veneto, quali sono le criticità, direi che soprattutto bisogna tener conto, e qua questa trasmissione lo dimostra, che si parla sempre di ospedali, ma di territorio nessuno mai se ne ricorda. Non si ricorda che c'è un territorio che deve funzionare se vogliamo che gli ospedali siano gli ospedali per acuti, come devono essere ospedali che sicuramente devono al meglio cercare di curare le acuzie e poi mandare sul territorio, ma ci deve essere un territorio che accoglie, altrimenti non... Allora, le strutture della medicina generale, il medico di famiglia, una volta chiamato medico di base, che non è più il medico di base, si chiama medico di famiglia o medico di medicina generale, non è più quello di una volta, non è più il professionista che da solo affronta le problematiche della sanità. È stato riferito che la cronicità è il problema da affrontare. Benissimo, come si affronta le cronicità? Si affrontano sul territorio, si affrontano in famiglia, ma non con il medico da solo, ci vogliono strutture. E allora abbiamo visto che la Regione Veneto è partita con l'idea di dire le medicine di gruppo integrate devono essere, tutti i medici di famiglia devono passare alle strutture della medicina integrata. Benissimo, ci siamo dati da fare, ne abbiamo fatte alcune sono state fatte, altre no. Dopo si è detto no, mi dispiace, dal punto di vista economico non ce la facciamo più. Un passo indietro, invece che medicine di gruppo integrate, parliamo di medicine di gruppo, ma anche lì ci vuole una struttura, anche lì ci vuole personale di studio, ci vogliono infermieri, ci vogliono assistenti sanitari. Non è che esiste solo la casa di riposo. La casa di riposo esiste nella misura in cui non c'è più una famiglia, ma quando la famiglia accompagnata resiste, il paziente, il primo quesito del paziente, il primo diritto del paziente e la prima richiesta che fa a noi: voglio stare a casa, voglio essere curato a casa. E chi è che cura a casa? Il medico di famiglia, magari supportato dal distretto con le proprie strutture. Di questo non ci si parla mai. I distretti, come sono stati visti, come sono stati potenziati, si parla adesso di ridurre l'assistenza infermieristica, cioè non più la possibilità che gli infermieri possano lavorare di giorno e di notte su chiamate, ma sono fino alle ore 21. Ma è politica questa verso la cronicità, e questo è previsto dal piano sanitario, nuovo piano sanitario regionale. Allora significa, se questo è previsto, significa che è tutto sbagliato. Allora significa che non vogliamo ospedali per acuti, ma vogliamo dei cronicari. E poi si sono ridotti i posti letto con la promessa che venivano creati ospedali di comunità. E dove sono? Dove sono stati creati questi ospedali di comunità? A Padova c'era la struttura intermedia ed è rimasta. E gli hospice che sono stati ceduti ai privati? Ne parliamo di questo? Cioè un hospice dove è la terminalità più acuta, dove quando il paziente deve spendere gli ultimi giorni della propria vita, affidato a privati. Non è che non vada bene, ma è un problema che credo deve essere cercato di valutato, perché se il privato, quando è accreditato, sono d'accordo, fa parte della struttura pubblica o quasi, ma un privato pensa, forse l'aspetto principale, forse più a far quadrare i conti che non la salute del paziente. Forse l'ho detta troppo grossa, ma credo che sia proprio così. E allora il problema poi non è solo tutto questo, ma il problema è che cominciano a esserci carenze di medici,
carenza di medici di medicina generale, carenza di medici ospedalieri, perché la programmazione sanitaria regionale e nazionale è stata fatta in maniera Però dottore, scusi, non corretta. parliamo anche di soluzioni, cioè diamo delle soluzioni, proponiamo quali sono Proponiamo le cose da fare? soluzioni. La Regione dice adesso tutti i medici di famiglia devono transitare attraverso le medicine di gruppo normali, magari accreditate. Benissimo, diciamo noi, che sia fatto, purché si tenga conto che i medici che lavorano in gruppo abbiano delle strutture che possono appoggiarsi ad altre figure professionali, tipo il personale di studio, tipo gli infermieri, in collaborazione anche con il distretto. Se questo viene fatto, noi siamo pronti, noi non è che vogliamo tornare indietro. Sulla questione tra qualche anno molti di noi andranno in pensione. Come risolviamo il problema? Si è parlato di borse di studio, ma ancora non abbiamo visto l'ombra di un aumento delle borse di studio per la medicina generale e neanche per gli specialisti ospedalieri, insomma, quindi i problemi ce ne sono tanti, e forse il territorio è uno dei problemi più grossi rispetto all'ospedale. Vogliamo parlare del Sant'Antonio? Nessuno l'ha nominato? Il Sant'Antonio per noi era un punto di riferimento. La preoccupazione nostra è che, insomma, se passa l'azienda cambia gestione, cambia problemi, e quindi quel punto di riferimento ci manca. Bene, dottore, grazie. Perché manca il punto di riferimento? Perché manca il punto di riferimento che prima era costituito dal Sant'Antonio e che poi dovrà diventare... Su cosa? Scusi, il rapporto territorio-ospedale, scusi, com'è? Su che cosa? No, ma scusi. Il Sant'Antonio è un ospedale come livello azienda ospedaliera. No, assolutamente no. Cioè, se lei dice questo significa che no. L'azienda ospedaliera ha come... No, scusi. L'azienda ospedaliera ha come punti di riferimento, come mission, la ricerca e poi l'assistenza. No, forse lei dimentica una cosa. In azienda ospedaliera vanno migliaia di padovani a fare ambulatorio, a fare visite specialistiche, a fare il pronto soccorso, a fare ricoveri. Ma la mission principale è la ricerca dell'azienda ospedaliera. Il Sant'Antonio rimane una struttura ospedaliera come la vede. Ma comunque non volevo parlare di questo, risponda lei ha detto nessuno parla del Sant'Antonio, parla nessuno del Sant'Antonio, lancia il sasso nello stagno e poi nasconde la mano. Non nascondo la mano. Allora, il problema è che Sant'Antonio rimane come ospedale. Bene, il gestore dell'ospedale non è più l'ULSS, ma è l'azienda ospedaliera. Lei mi sta dicendo che questo sconvolgerà. Secondo lei è la stessa cosa? Lo sa che a Verona non c'è. Ma lo sa che a Verona non c'è. Che cosa non c'è? La situazione di Padova. A Verona c'è. Ecco, a Verona non mi pare che i veronesi siano messi male in ambito sanitario, che non siano curati, che non abbiano... Lei forse mi dovrebbe dire un altro discorso. Sì. Domani mattina come funziona il sistema di finanziamento della struttura padovana visto che non c'è più l'ULSS? Bene, è un tema di riparto sanitario, è un tema di finanziamento, è un tema ovviamente che la Commissione con l'ambito della Giunta discuterà sul fatto che ci deve essere il giusto finanziamento a Padova per la struttura ospedaliera di Padova nel momento in cui non c'è più l'ospedale ULSS. Ma dirmi che l'ospedale Sant'Antonio oggi funziona e domani perché va in mano all'azienda non funziona più. Cambia funzione, non che non funziona più, cambia funzione, Boron, cambia perché la mission dell'azienda ospedaliera non è la stessa dell'ULSS 6. Mi spiego? Scusi, ma... Perché una è un ULSS territoriale, l'altra è un'azienda che deve cercare di fare una medicina di alto livello. Ma non c'è solo l'alto livello in azienda, forse è questo che ci si rimette. In azienda ci sono più di 600 medici ospedalieri. Ma se è la stessa cosa, perché deve passare all'azienda? Perché la gestione è unica nella previsione della programmazione di 2 poli ospedalieri a Padova, uno a est e uno in città, per il quale rimane l'ospedale dei Padovani e l'ospedale di Padova Est e il Policlinico Universitario, gestita ovviamente in un ambito unitario, in un ambito organizzativo unitario, saprà portare il miglior risultato possibile. Bene. È stato fatto a Verona, costruitemi il polo di Padova Est, costruitemi il nuovo Giustiniano. Guarda, lo sai perché le risposte non da me, ma le ha avute sullo stesso tema e ti ha confermato quanto noi stiamo dicendo sia dal professor Rizzuto, che è il rettore dell'Università di Padova, sia dal direttore generale dell'azienda ospedaliera e dell'ULSS padovana, ovvero il dottor Flo e il dottor Scibetta. Oggi avete avuto la risposta in commissione
non da me, ma che sono gli stessi temi, sono le stesse risposte su quello che è il tema. A Verona in particolar modo hanno dato è delle stata non fatta la risposte, hanno dato delle ma non è non vero risposte. adesso, ma lo sai che non è così, perché ci sono i verbali, non c'è sì, problema. Vabbè, prenderemo i verbali e leggeremo i verbali leggeremo i verbali, pubblicamente. certo. A Verona c'è una situazione uguale a quella che si va a creare, non mi pare che a Verona la sanità sia andata in retrocessione, anzi, più di qualcuno ha sempre gridato che Verona corre più forte di noi. L'azienda Bene. integrata. E l'azienda integrata corre più forte di L'azienda noi. integrata Bene, sicuramente. adesso avendo un'azienda unica a Padova correremo più forte anche noi. Un'azienda Allora unica, lanciamo la pubblicità, poi sentiremo la dottoressa Ingrosso se ha qualche altra idea da proporre costruttiva per il miglioramento. Rimanete incollati al televisore, grazie. Ecco, vogliamo ringraziare siamo di nuovo in diretta, il nostro sponsor Exo01, sono le 21:51, ecco, Exo01 si occupa di comunicazione per le aziende, ha la pretesa di interpretare le esigenze dell'imprenditore, molto spesso basta capire esattamente con diciamo, delle tecniche, ovviamente anche quelle di comunicazione, quali sono i reali valori, quello che ha dentro nel cuore l'imprenditore e trasformarli poi in mezzi di comunicazione, perché se non si fa comunicazione, cioè se non si fa capire agli altri che cosa uno sa fare è come non averlo fatto, ma nello stesso tempo bisogna farlo anche bene. Exo01 lo sa fare bene. Ecco, dottoressa Ingrosso, quindi in termini costruttivi, quale sarebbe una cosa che le piacerebbe migliorare sinceramente? Allora, io veramente ho tante preoccupazioni perché migliorarla vorrei dare molte più risposte ai cittadini. Vorrei avere la possibilità a chi deve curarsi di potersi curare senza aspettare lunghissime liste d'attesa per un intervento. Infatti dicono noi non abbiamo tagliato i posti letto, ma come mai le liste d'attesa sono così lunghe? Punto di domanda. Ne ho qualcuna con nome e cognome fissata che aspetta da 2 anni un intervento, ho nome e cognome, non lo dico perché giustamente si chiama anche privacy questa cosa qui e quindi non la vado sicuramente a dire. Io sono preoccupata anche di questo richiamo che è stato fatto di questi medici che ritornano in corsia dopo il pensionamento, che sono richiamati in corsia, ma come voglio dire dobbiamo proprio richiamare loro e che magari sono già in pensione da un tot di anni, quindi ritornano a lavorare anche con un'età abbastanza avanzata per qualcuno e questo sicuramente mi preoccupa. Altra cosa che mi preoccupa sono le case di riposo, le abbiamo menzionate prima. Io purtroppo le sto toccando con mano. È vero, è bello tenerli a casa, i propri cari, sarebbe la cosa migliore di questa terra, ma ci vuole anche lì assistenza, ci vuole del denaro da spendere, perché magari per tenere a casa un proprio genitore bisogna avere una persona che ci stia durante il giorno e una persona che ci stia durante la notte e questo costa e le persone sono sole, abbandonate. Vogliamo figli? Natalità zero, ma cosa si fa per le mamme che sono in difficoltà? Cosa si fa per il territorio? Cioè noi stiamo parlando di comprare attrezzature, di fare cose belle, investimenti,
Mi è piaciuta bellissimo, sono stata ad un convegno l'altro giorno che hanno parlato della 4.0, dell'innovazione, si parla di questa app che è stata creata per mettere il fascicolo sanitario della persona, però io parlo con la signora Maria che il telefono non ce l'ha, che l'applicazione non sa neanche che cosa sia e che ancora deve girare con tutte le carte. Altra cosa, noi siamo una struttura pubblica a gestione privata, facciamo della radiologia, facciamo esami specialistici e se vogliamo possiamo metterli nella repository, però non possiamo leggerla, quindi da noi i pazienti devono sempre venire con un malloppo di carte. Allora c'è un sistema che è bello, presentato bellissimo, però vorrei calarlo nella realtà, vorrei che chi è in regione venisse nelle strutture, si sedesse a fianco ad una segreteria e sentisse realmente i bisogni dei pazienti. Il dottor Guerra lo sa questo perché lo vive tutti i giorni quando la persona disperata va perché non ottiene, perché non riesce ad avere quello che... Allora si va avanti per conoscenza. Però effettivamente, Bruno, io parlando con degli amici al sud l'altro giorno mi hanno detto beato te la sanità, perché gli ho detto che c'era questa bella trasmissione sulla sanità e mi hanno detto fortunati voi perché dovessi vedere noi come siamo ridotti. Quindi magari certe volte dovremmo accontentarci, cioè, alla fine può essere anche un paradosso, però è come dire, noi siamo talmente abituati bene, è come quando fai una strada e non ti accorgi che ci sono i più bei monumenti. No, ma infatti che il Veneto sia fra le migliori sanità, insomma, non lo dice il Ministero, lo dicono i dati nazionali e internazionali. Poi è giusto comunque che ci siano le critiche, è giusto che ci siano il punto sulle cose che non funzionano, perché migliorarsi e sistemare le cose che non funzionano, la perfezione non è di questo mondo, quindi se ci sono cose che non funzionano e cose da migliorare, è giusto avere anche la voce contraria, è giusto anche avere il dibattito perché possa portare un miglioramento. Per esempio, Fabrizio, la protesta di Venezia non è stata inutile se anche voi avete ritenuto la necessità di intervenire e quindi di rimediare al declassamento e trovare delle soluzioni. Vuol dire che la protesta ha avuto un merito, però la comunicazione, importante, l'ho detto fin dal primo giorno, però la comunicazione deve essere corretta. Perché la comunicazione corretta è che domani mattina la riclassificazione non cambia la scheda ospedaliera. Cioè la scheda che noi stiamo discutendo come è conformata, domani mattina non è diversa, è uguale. Quindi nel momento in cui si pone un dibattito, una discussione sul tema, se la si pone su quello che è reale, si trova la discussione e la soluzione. Se si va a dire alle persone, alla gente, che un ospedale chiude, che un pronto soccorso chiude, si fa una comunicazione non corretta, si allarmano le persone, si crea ovviamente anche confusione nel dibattito e non si fa capire quali sono le cose reali. Comunque ci sono dei tagli, giusto, a monte, mi pare di aver capito che comunque ci sono dei tagli che vengono fatti e poi ci si vede costretti a... Noi ad esempio nel lontano... La classificazione non è un taglio. No, io sto dicendo proprio a livello monetario, anche noi stessi in passato ci è stato tagliato il budget in maniera tremenda, ci sono state delle strutture che hanno avuto anche 2 milioni di euro in meno, chi 500, chi 600, chi 800 e alla fine chi ne rimette di questi tagli? Chi ne rimette? Ne rimette il cittadino. Io sono pro cittadini. Scusi, io voglio sentire Sabo un attimo, a proposito di quello che ha detto Boron sulla Venezia, che avete un po' esagerato. In realtà non ho detto neanche prima che i posti erano stati tagliati a Venezia, ho detto che erano stati tagliati a Chioggia e in altri ospedali. Io ho appunto sostenuto con tutto il Consiglio Comunale, quindi anche con la Lega, che non dovesse avvenire il declassamento. Inoltre nessuno ha detto ai cittadini sono stati tagliati posti letto o altro. Abbiamo detto ci sarà il declassamento e mi piacerebbe, ma insomma il Consiglio non è stato spiegato non è declassamento. Non è stato, certo, dice declassamento, non è stato il Consiglio Comunale a portare, diciamo, purtroppo, insomma, infatti io ho detto cosa penso fin dal primo giorno. Tutte quelle persone in piazza sono stati per fortuna i cittadini che... C'è un Consiglio Comunale fatto di un sindaco, e inizia al declassamento come fosse un danno irreparabile, magari
insomma un po' di movimento lo fa, insomma. Anche loro DM70, no? Sì. E quindi non è solo la popolazione, ma prevede solo chirurgia generale, pronto soccorso e poche altre specialità, e quindi hanno paura che sia il primo passaggio per tirare via anche le specialità. Ma non è vero, le schede, sì, ma Claudio, ma scusa, le schede sono scritte, vengono votate, valgono per 5 anni, se devi modificarle torni a discutere. Ci sarà anche un po' il territorio, ne parliamo mai di questo territorio. Scusatemi, devo chiudere perché sennò... Ma non è, guarda che il problema, devo chiudere, ma perché non è sennò ci il tagliano. problema della classificazione è stata Solo 5 fatta secondi. in accordo con Roma, perché bisogna chiedere l'accordo a Roma per riclassificare. Bene. Se non avessimo avuto un sottosegretario che ti capisci velocemente, molto probabilmente saremmo rimasti lì chissà per quanti anni. Devo chiudere, allora ringrazio Cosimo Guerra, vice segretario provinciale Padova dalla FIMMG, Claudio Sinigaglia, consigliere regionale del Veneto del Partito Democratico, Fabrizio Borron, presidente della Commissione Sanità Regione Veneto per Buonasera la Lega, a tutti. avvocato Monica Sambo, capogruppo e consigliera comunale del Partito Democratico Venezia, Buonasera, Andrea grazie. Carraro, esperto del settore sanitario Mestrino Padova, Buonasera. Letizia Ingrosso, la guerriera Letizia Ingrosso, direttrice del Centro Medico Serena di Padova. Che dire, è un argomento questo della sanità molto importante, probabilmente ne faremo delle altre. Io penso che, molto immodestamente, che forse un po' di autonomia in più, una regione che possa avere un po' più di autonomia anche nell'ambito sanitario, sicuramente molte cose sarebbero più agevoli. Però dobbiamo fare appunto il confronto con le altre regioni e quindi questo sicuramente crea degli equilibri a cui dobbiamo sottostare. Un Veneto più autonomo, più libero anche sotto certi punti di vista sicuramente aiuterebbe molto. Vi invito alla prossima trasmissione e grazie ancora di averci ascoltato.